da una parte Forza Nuova e Comitato 9 dicembre, dall'altra parte Centri Sociali. Allora, Raffaele Padrone, segretario generale UGL Sicurezza e Prevenzione Azzurra, mi pare che lei, non dico che voglia tirare le orecchie al Presidente del Consiglio Renzi, però per certi versi lo fa. Certo. Perché? Perché ho chiesto, sì, vi ho inviato questa nota perché è una richiesta di mettere mano fondamentalmente alle forze dell'ordine, tutte in genere, utilizzando dei fondi che esistono, si chiamano i fondi per l'unico di giustizia, Fondo Unico di Giustizia, che corrisponde al 2011 a oltre 2 miliardi 212 milioni,88, me lo ricordo bene perché l'ho scritto io, però dai dati questi soldi parzialmente utilizzati non vengono presi, pescati, sono tutti quelli sequestrati alla mafia, sono appartamenti, sono case, sono macchine, e altri sono beni che sono lì depositati con libretti. Quindi utilizzare, credo, 2 miliardi per le forze dell'ordine e distribuirle sul territorio, penso che al comparto sicurezza questa è una cosa che farebbe molto bene. Quindi, siccome non ci dicono sempre che non ci sono i soldi ci sono, bisognerebbe prendere il capitolo e aprirlo e metterlo in atto. Quindi utilizzare questi FUG e poter dare spazio e respiro alle forze dell'ordine, che posso dire principalmente sono sempre sotto schiaffo, direttore, ultimamente. Io mi permetto di parlare anche se lei forse non mi ha fatto la domanda e io non è che voglio fare... Mi mettevo a leggere il comunicato, qua parli ecco, lei. no, perché abbiamo dei casi, siamo sempre sotto il mirino della giustizia, mirino della magistratura, non ci si può più permettere di sbagliare. Noi abbiamo avuto dei casi in cui poi titoloni a grande spazio. Io ripeto, quando una persona è indagata, fino a processo, è indagata, non è condannata. Allora noi abbiamo l'esempio in questi giorni, inutile che ci mascheriamo, perché so che qualcuno dice sì, ma lui parla in televisione e poi succede la disgrazia. Bene, potrebbe succedere anche a me, potrebbe succedere a qualsiasi cittadino, ma il problema che accada a un poliziotto, questo è grave. Io dico... qualcuno chiede addirittura la sospensione, la destituzione di questi ragazzi o di queste persone che vengono ferite. Bene, signori, ci sono ministri indagati che stanno lì e non vengono sospesi. Quindi perché chiedere solo perché sei il poliziotto? Addirittura il governo ha detto chiaramente che sino a quando non saranno condannati definitivamente da lì non se ne vanno. E allora anche il poliziotto fino a che non sarà condannato. L'ha detta giusta prima. Oggi è difficile vestire la divisa è molto difficile, guardi, noi abbiamo a che fare con atti delicati. Grazie, lo dico io che è molto difficile, molto, per 4 lire si rischia di finire in galera per difendere il prossimo.